C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno lo 0434 31 63 25, orario ufficio, dal lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto per quanto riguarda il nostro web giornale live, le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Dopo aver completato tutti gli accertamenti medico-legali e investigativi nella tarda serata di ieri, le forze dell'ordine che indagano sulla morte di 2 anziani di Campoformido, trovati mummificati nella loro abitazione, hanno escluso la responsabilità di terzi nel loro decesso. Soltanto ulteriori approfondimenti consentiranno di stabilire la causa della morte e soprattutto la data. La donna, Antonidia Finotto, 72 anni, è stata trovata distesa a terra in una camera da letto. L'uomo, Paolo Simonetti, di 66 anni, era invece nel soggiorno, sempre del primo piano. Oltre alle indicazioni che saranno fornite dall'anatomopatologo, saranno esaminati anche i cellulari degli anziani per verificare a quando risalgono gli ultimi contatti in entrata e in uscita. Assessore Zani, si è appena conclusa la conferenza stampa, un importante messaggio per ripartire e soprattutto riscoprire un territorio particolare incastonato in una perla come quella della Pedemontana friulana. Assolutamente sì, quando si parla della riserva naturale del lago di Cornino si parla di una eccellenza del nostro territorio, ma si parla anche di un'area naturalistica che ha un elevato valore sia dal punto di vista della conservazione ma anche quello della promozione dello sviluppo. È fonte di attrattiva per un turismo consapevole e interessato, è fonte di comunicazione su quelle che sono le potenzialità delle aree naturali ed è fonte anche di conservazione, perché abbiamo visto che i progetti portati avanti negli anni stanno dando i loro frutti e ormai sono ampiamente riconosciuti. Quindi un connubio come questo è il miglior modo di voler valorizzata quella che è la risorsa naturale, diventando anche un'attrazione e un volano turistico, un volano economico per il territorio. Senta, approfittiamo della sua presenza per uscire un attimo dal tema, ma per fare il punto un po' per la situazione nel campo agricolo in Friuli Venezia Giulia dopo il periodo di siccità e queste prime piogge che hanno dato un po' di respiro alla campagna, no? Sì, effettivamente hanno dato un respiro ed un sollievo, non è certamente la quantità di piovosità che speravamo fosse entrata nel sistema. Questo consente di partire con le attività agricole e vedere anche la parte della vegetazione poi spontanea nella realtà rinvigorirsi. È altrettanto evidente che speriamo le prossime piovosità che sono previste riescano anche a rimpinguare sia a livello delle falde che a livello dei bacini. Questa è la condizione in cui oggi stiamo lavorando, non siamo più nell'emergenza, però siamo in una fase di vigile attesa. Il sindaco di Cervignano, Gianluigi Savino, con un'ordinanza ha vietato l'accesso al parco Pradolin per motivi di sicurezza. Durante l'attività di recupero di rifiuti abbandonati, operazione coordinata dal servizio regionale competente in collaborazione con l'amministrazione comunale, è stato rinvenuto un ordigno bellico. Subito sul posto i carabinieri che hanno provveduto a circoscrivere il luogo, la rimozione è prevista dopo le festività pasquali. Con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash, grazie come sempre per la visione all'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.